Benvenuti tifosi del Napoli. Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli! Siamo solo all'inizio, ma possiamo davvero lasciare il segno in campionato con il mercato ancora aperto e che di solito si anima negli ultimi giorni? L'anno scorso, il Napoli ha debuttato a Verona con il solo Spinazzola come nuovo arrivato, nemmeno Buongiorno era disponibile, e ha completato frettolosamente la squadra negli ultimi 10 giorni di mercato. Neres, Lukaku, MCT e Gilmour sono arrivati in rapida successione, per una cifra di oltre 105 milioni di euro, nonostante Osimhen fosse ancora assente. Sappiamo tutti come è finita. Il Napoli è diventato campione d'Italia. Ora siamo tornati, e il Napoli, nonostante 6 acquisti chiave e uno molto importante KDB, deve compensare la prolungata assenza di Lukaku all'ultimo minuto e valutare chi portare a centrocampo per completare il centrocampo, chi schierare alle spalle del capitano e, se necessario, completare la linea offensiva a sinistra. Dubito che lo faranno. Pertanto, il giudizio sul Napoli è ancora aperto, nonostante il mercato sia stato finora eccellente, a mio parere. E che dire dell'Inter, che considero ancora la sua vera rivale. Ha preso Susic e Diouf, 2 giovani centrocampisti di talento, ma saranno pronti subito? Bonni e Pio Esposito sono attaccanti con grande potenziale in attacco, e quest'anno ci sono sicuramente opzioni migliori dietro i titolari. E Ausilio ha anche trovato un sostituto per Dumfries. Insomma, una buona iniezione di gioventù in una squadra che invecchia, che però continua a invecchiare in difesa. Perché in difesa l'Inter è soggetta ai soliti vecchi Acerbi, De Vrij e Darmian, per i quali non ha trovato alternative. Ma il mercato non è ancora finito, anche se i nerazzurri sembrano avere una rosa più forte. E non c'è garanzia che Lookman, l'attesissimo acquisto estivo, non arrivi all'ultimo minuto. Restano però 2 incognite. Un allenatore semi-esordiente come Kivu avrà la giusta leadership per guidare un gruppo così turbolento? E quanto peseranno i 5 gol in finale di Champions League sulla mente di Lautaro e compagni? La bella sconfitta in Champions League contro il City ha fatto crescere la convinzione di essere forti, ma quanto del terribile disastro contro il PSG rimane nella nostra mente? Seguiamo il suggerimento dei latini e sospendiamo il giudizio. Certo, Djlunde o Lookman cambieranno idea. Metti mi piace al video e iscriviti al canale così YouTube ti riceverà notifiche sui prossimi video. Grazie. Il Napoli sta muovendo i primi passi decisivi nel mercato ed è emerso un nome a sorpresa, Kobbie Mainoo. Il centrocampista del Manchester United, riporta il Daily Mail, potrebbe essere incluso nelle trattative in corso tra i 2 club per Rasmus Højlund, un trasferimento che si sta orientando verso un prestito con obbligo di riscatto legato alle partite. Gli azzurri, dopo aver ingaggiato Scott e Mcitominay la scorsa stagione, stanno ora valutando un possibile terzo acquisto in 12 mesi, proveniente dall'Old Trafford. Un fattore che potrebbe giocare a favore del Napoli è la partecipazione alla Champions League, un fattore che il giovane talento inglese, classe 2005, considera cruciale per accettare una nuova destinazione, un dettaglio che potrebbe dare agli azzurri un vantaggio sulla Roma. In carriera ha collezionato 72 presenze e segnato 7 gol con il Manchester United, 21 presenze e 2 gol con l'Under 21, 35 presenze e 4 gol con l'Under 18 e 6 presenze con i Red Devils in Youth League. Ha inoltre giocato 10 volte con la nazionale inglese, 6 con l'Under 19, 2 con l'Under 18 e 5 con l'Under 17, dove ha anche segnato un gol. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Lascia un commento qui sotto e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!